finitela di dire nord contro sud. Se sono loro che dicono che chiudono le frontiere, sarà sud contro nord o no? Una volta nella vita è possibile che dite anche questo. Cioè, loro propongono di chiudere i confini regionali, la Campania. I titoli nord contro sud. È sud contro nord sta roba qua, altro che nord contro sud. La geografia della polemica è tutta qui e disegna un'ulteriore spaccatura all'interno del panorama istituzionale italiano nella gestione dell'emergenza, regioni contro quindi, soprattutto dopo l'out-out del governatore della Campania De Luca, pronto a sigillare i confini del territorio di fronte a una riapertura anticipata del settentrione, cominciando con il blocco dei treni interregionali, una proposta shock che Zaia rispedisce al mittente ad alta velocità. Mettetevi nei panni di un cittadino che sale in treno, quindi vuol dire che i treni verranno tutti soppressi. Tutti i treni che escono dai territori regionali non hanno più senso di esistere, quindi Frecciarossa non partirà più da Milano e va a Roma, sta fermo, non c'era più nessun tipo di trasporto che potrà essere autorizzato e quindi che proposta è questa qui? Ma i fronti aperti sono diversi, su tutti quello con l'esecutivo nazionale, l'unico soggetto realmente titolato a riaprire tramite decreto le attività produttive e commerciali, con il premier Conte che sembra non intenzionato a concedere particolari deroghe prima della data del 4 maggio, come invece trapelava fino a poche ore fa. Io speravo ci fosse qualche segnale in questo limbo che ci separa dal 4 maggio. Spero che qualche segnale arrivi anche prima, dopodiché immagino se no che il 4 maggio sia assolutamente la deadline, no? La linea ultima oltre la quale appunto ci siano solo che provvedimenti per le aperture. Insomma, se un'anteprima della fase 2 ci sarà, non potrà a sua volta prescindere da un decreto che allarghi le maglie dei codici Ateco. Alla Regione però resta il compito di programmare la ripartenza sul fronte della sicurezza e qui Zaia continua a non avere dubbi. Già ottimamente riusciamo a dare una risposta con il dispositivo, cioè la mascherina è una condizione sine qua non. Quando vediamo che i 10.000, quasi 10.000 medici della sanità, degli ospedali, si sono infettati per l'1,3%, si capisce che la riapertura parte dalle mascherine, punto. E a proposito di mascherine, ha fatto il giro d'Italia la notizia del runner pestato dal Bignasego da padre e figlio perché non indossava la mascherina mentre correva. Innanzitutto è deplorevole da condannare, punto e basta. Condanniamo assolutamente chi ha fatto l'aggressione ed è deplorevole anche chi esce senza mascherina. E vedo una persona che è uscita senza mascherina. Vuol dire che non abbiamo coscienza, che mettiamo a repentaglio la nostra salute, ma soprattutto quella degli altri. Resta l'altro fronte caldo, quello delle case di riposo, dove si è conclusa la prima campagna di tamponi, quasi 120.000 quelli effettuati, ma dove il nodo resta quello del monitoraggio continuo. La Regione su questo si dà una tempistica precisa. Tutti i giorni si entreranno nelle case di riposo a continuare a far test, quindi con un'azione di mantenimento, visto considerato che il primo giro totale si è fatto, in maniera tale che il nostro obiettivo sia quello che alla volta di 10-11 giorni si rifaccia sempre il giro, ogni 10-11 giorni